Eccoci arrivati al momento con Stefano Zara, il nostro esperto di finanza e economia, che Buonasera. adesso è qui con noi in studio. Ben ritornato, Buonasera. Stefano Zara. Incominciamo un po' insieme rivedendo quelli che sono gli ultimi fatti eclatanti a livello internazionale. Abbiamo gli Stati Uniti che comunque si avvicinano a un momento anche importante di cambio ai vertici, riconferma ai vertici, staremo a vedere, in un periodo particolarmente turbolento. Da un lato sono nel pieno ancora della pandemia, con numeri in costante crescita, almeno così sembra, e dall'altro hanno la questione afroamericana, quindi di questi atti di razzismo che sembrano essere stati perpetrati non solo a carico di una persona ma di parecchi individui, e quindi un razzismo diffuso su un certo ambito territoriale degli Stati Uniti. È stato tutto questo, punto di domanda, che ha fatto sobbalzare, anzi muovere in modo irrequieto le borse, o sono altri fattori? E che quindi potrebbe arrivare un'onda lunga da noi, di qualche ripercussione, insomma, che c'è da temere, tra le altre cose? Diciamo, i mercati molte volte non hanno bisogno di pretesti quando decidono di mettere in campo delle correzioni anche significative. Dobbiamo pensare che dai minimi di marzo, in cui i mercati persero circa il 40-45% in Europa e un 25% negli Stati Uniti, ecco, questo 45% è stato in parte quasi totalmente recuperato in Europa. L'indice Eurostock è recuperato da una perdita di 40 punti, ne ha recuperati una trentina. La borsa americana ha festeggiato nelle giornate scorse i massimi dell'indice tecnologico Nasdaq ed è vicinissima ai massimi dell'altro indice, il NYSE. Quindi i mercati finanziari hanno corso tantissimo, le quotazioni dei titoli hanno recuperato i livelli quasi del pre-Covid, in America li hanno anche superati, e questo senza che la situazione economica fosse recuperata. E quindi perché sono cresciuti così tanto? Sono cresciuti così tanto perché le banche centrali hanno attuato e i governi politiche fiscali e di iniezioni di liquidità. Sostanzialmente i pazienti, le economie europee e americane sono due pazienti in terapia intensiva, le terapie mantengono le funzioni vitali in vita. Occorre però che queste terapie trasferiscono agli organismi la salute, e quindi sulla base della guarigione prossima, vicina o di notizie di non guarigione, i mercati si muovono di conseguenza. Se si dà il mercato, se si danno i mercati e quindi i pazienti vicini alla guarigione, le borse corrono perché hanno liquidità incorporata per crescere veramente ancora molto. Viceversa, se le notizie sono di segno contrario, i mercati calano. Questi sono movimenti fisiologici. Una pausa di questo tipo era nelle corde dei mercati, insomma, una crescita o recuperi così violenti come quelli del mese di maggio si portano dietro delle pause, dei recuperi di energia che sono nella fisiologia dei mercati. E altrettanto ve l'abbiamo detto anche altre volte, no? Quando ci diciamo che i mercati venivano da crescite continue da oltre un decennio. Ecco, non dimentichiamoci quello che è stata il motore della crescita anche del mercato americano. Aziende, se prendiamo le 500 principali aziende americane, che per il 90% investono i loro dividendi nell'acquistare azioni proprie. Quindi è stato calcolato che dal 2009 al 2019 il 90% dello Standard & Poor's, quindi qualcosa come 460 aziende, hanno investito 4 trilioni. 4 trilioni è una cifra immensa per acquistare azioni proprie. Questo da una parte sostiene i prezzi delle azioni e aumenta anche le retribuzioni dei dirigenti che sono pagati con stock option, ma questo sostiene inevitabilmente i prezzi delle azioni di borsa. Gli utili sono generati ovviamente dalla capacità del management di generare utili, profitti di queste aziende, di crescere. Quindi è un mercato che è cresciuto in parte recuperando quotazioni dopo la crisi finanziaria del 2008 e in parte perché il nuovo ciclo, quindi il ciclo digitale, chiamiamolo così, il ciclo dei big data, il ciclo dei social, il ciclo della nuova economia, sta generando utili con continuità, con sostenibilità, e finché li genererà il mercato crescerà. Nel contempo le banche centrali hanno abbassato i tassi
Quindi sostanzialmente è diventato la borsa l'unico posto in cui si generano ritorni per gli investitori, quindi tutti in borsa. Prima però non succedeva così, c'era stato un momento in cui... No. Infatti... Oltretutto i tassi in America sono stati confermati proprio in questi giorni tra lo 0 e lo 0,25, per cui oggi i tassi in Europa, parlo di titoli di Stato di 10 anni, sono negativi, in 6 almeno delle 9 principali economie del nostro continente, quindi in Europa, i tassi ai 10 anni sono ancora negativi, quindi il ritorno sui titoli di debito è negativo, quindi chi investe denaro ancora oggi trova le borse, i mercati azionari come i principali mercati di sfogo. Poi ci sono i mercati delle valute, i mercati di titoli di Stato dei paesi emergenti, però ancora oggi, finché le aspettative di utili da parte delle imprese sono così sostenute, il denaro va là. Tra l'altro, un po' chiacchieravamo prima fuori onda, per esperienza personale ho avuto modo di andare più volte negli Stati Uniti. Come vede la situazione che si sta appunto configurando, queste tensioni sociali che si stanno acuendo, almeno che ci fanno vedere acuite, perché appunto per capire c'è sempre stata questa forma di razzismo manifesto, latente, percepito un po' ovunque, o è un qualcosa che è emerso in un momento di particolare difficoltà, perché quando ci sono i momenti difficili poi tutto si... Ma entrambe le cose. Chi va negli Stati Uniti, chi va anche nella ricchissima San Francisco, che oggi la città più cara del mondo, insomma, e scende dal Golden Gate e va verso Oakland, che è uno dei quartieri di San Francisco, insomma ci andiamo ogni tanto perché ci piace, poi sono un innamorato di quella nazione. Vede che le periferie di Oakland che sono piene di clochardi, di senza tetto, di homeless, maggior parte di colore. Ovvio che c'è un problema di distribuzione della ricchezza, aumentato dal fatto che la disoccupazione è passata per effetto del Covid, del lockdown, dal 5 al 10%. È altrettanto vero che i sistemi di welfare che ha in quel paese non sono i nostri. Chi ha perso il lavoro la settimana dopo ha ricevuto un assegno di $800 a casa, anche il Giappone. La prima settimana del lockdown ogni residente ha ricevuto ogni residente, non ogni capofamiglia, ogni residente ha ricevuto un assegno da €1.000 a casa. Quindi le economie capitalistiche, tra virgolette, no? Quando vogliamo parlare male del capitalismo citiamo l'esempio americano che lascia a casa la gente. Sì, è vero, la dinamica di quel mercato del lavoro è una dinamica inconcepibile per un italiano. È altrettanto vero che il posto di lavoro si perde ma si trova anche con estrema facilità. E comunque anche adesso, anche in questo momento. Anche adesso. Quindi hanno una ricollocazione? Hanno una ricollocazione veloce e dei sistemi di supporto, quindi l'assegno, il sussidio di disoccupazione che arriva. Da noi ci mette tanto tempo. Non ci mette tanto tempo, arriva e copre quasi tutta la popolazione. Poi ci sono dei casi particolari, ma comunque, ripeto, il problema razziale esiste da che esiste quel paese, insomma quel paese è nato sulle... Ma quindi è stato questo gesto, l'ennesimo gesto eclatante, riprese poi eccetera, da una ragazzina che ha messo in rete, cioè ti dà anche a tutto tondo quello che è la forza e la debolezza di quel paese. No, quel paese il giorno prima manda un razzo sulla Luna, il giorno dopo però non nasconde, perché vabbè, è stato beccato in flagranza, cioè, diciamo così. Non nasconde anche le sue debolezze, cioè è un paese che o ami o odi. Dire che è un paese, sì, gli stati centrali, diciamo tutti, anche leggiamo nei commenti, sono stati che più pervicacemente mantengono ancora un atteggiamento molto introverso, molto americocentrico, molto anche razzista, insomma le coppie miste. Mi diceva un collega che lavora a Filadelfia e non nel profondo sud, sono viste ancora con, ecco, usiamo un eufemismo, perplessità, mentre le coste hanno un'apertura anche culturale che è molto diversa. Questo spiega perché sia difficile fare previsioni anche sull'esito delle prossime elezioni di novembre,
perché è molto varia e molto difforme anche il sentire di quel paese, che poi in certi momenti, pensiamo all'11 settembre, pensiamo alla guerra del Golfo, ha questa straordinaria, grande, unica capacità di riconoscersi sotto la bandiera strettrice. Lo farà, lo rifarà ancora, questo movimento di opinione che è nato, Black Lives Matter, è un movimento sentito per noi che siamo più disincattati, anche più meno capaci di muoverci a livello alti ideali, parlo degli italiani. Insomma, se consultiamo, se vediamo i social, questo movimento sta scuotendo le loro coscienze in maniera anche molto forte. Questo avrà un impatto su quelle che saranno le scelte elettorali che faranno loro da qui a qualche mese? Probabilmente sì, probabilmente sì. È vero che sono molto attenti soprattutto a valutare l'impatto che il candidato ha sulle loro tasche, quindi meno tasse, più aspettative sui guadagni di borsa, eccetera, eccetera. Ma questo non, credo sia una di quelle cose che in questa fase non sia sufficiente a confermare la rielezione di Trump. Quindi un momento un po' difficilotto. Sì, un momento difficile. Portandoci invece in Europa e da noi in Italia. Sì. Anche per noi è un momento un momento complicatissimo. Poi insomma sono da cittadino comune, leggendo quello che è il programma della squadra di Colau, vediamo cose che negli anni abbiamo sentito più volte, no? Sembra un libro dei sogni che periodicamente ci viene propinato. Ecco, la squadra Colau che ha lavorato a gratis, no? Quindi tutto sommato è gente di altissimo livello, che fatalità quasi tutta, la maggior parte di questa gente non vive o lavora in Italia. Ma per amor patrio ha redatto questa sorta di libro programmatico su quelli che potrebbero essere gli ingredienti per rimettere in sesto questo paese, che non si possono che condividere. Poi, attenzione, queste sono delle teste, sono delle eccellenze italiane. Però ho visto che la reazione da parte della pubblica opinione è stata, nella migliore delle ipotesi, tra lo scettico e tra quelli che dicono, ma insomma sti qua cosa vogliono, tanto non sono eletti, li abbiamo pagati, cosa non vera, e dovrebbero pensarci i nostri politici a trovare le soluzioni, non incaricare terzi. Però fatalità, questi terzi sono delle assolute eccellenze. Ti dico alcuni nomi: la Sadum è docente ad Harvard di economia, Moretti insegna economia a Berkeley, la Mariana Mazzucato a Londra ha aperto un istituto sull'innovazione e sull'inserimento delle nuove tecnologie in ambito anche sociale. Quindi tutto questo non va sottovalutato. Io credo sarà un'altra, l'ennesima occasione persa. Poi, però noi ci siamo affidati ai professori, abbiamo in mente un bel professore che ci ha assicurato, una bella professoressa, non facciamo nomi di no, però insomma siamo della Fornero e Monti, è tutta un'equipe di tecnici, scienziati, luminari, eccetera, e hanno fatto un bel programmino che era tutt'altro che aderente alla realtà, tutt'altro che fattibile, e ci ha mandato in un disastro totale e di crisi, di impantanamento, per cui a volte i teorici che ricevono sempre lo stipendio fisso ogni mese, tranquillo e beato, non hanno il senso della realtà, perché non sono imprenditori, perché non fanno speculazioni, perché non riescono a intraprendere a rischio, perché non è il loro lavoro di farlo, sono teorici, grandi, astratti, ma non realistici. Io sono d'accordo solo fino a un certo punto. È come il medico che studia, cioè il ricercatore e poi il medico che pratica. È altrettanto vero che noi non abbiamo una moto spontaneo in cui non riusciamo a mettere fattore comune, un po' per le diversità che ogni area del nostro paese ha sempre rappresentato. Cioè noi abbiamo una crescita economica che è tipica del nord-est, o tipica del Tavoliere delle Puglie, o tipica lombarda. Abbiamo un quadrilatero industriale che tutto sommato non è solo nostro, ma un professore di economia di Ferrara disegnava un rettangolo che partiva da Bergamo a Brescia e saliva fino alle industrie della Ruhr tedesche. Quindi noi siamo profondamente inseriti nel contesto europeo per ciò che riguarda l'industria meccanica pesante,
anche tradizionale, anche chimica e farmaceutica. Siamo in un contesto molto vicino al, dico una stupidaggine, al mondo della Silicon Valley per ciò che riguarda la ricerca tecnologica del nord-est. Abbiamo delle eccellenze in campo micro, digitale, micromeccanica, per quanto riguarda il nord-est tipico e anche l'Emilia. Però tutto questo nasce in maniera molecolare per iniziative di singoli o piccoli gruppi di imprese che coagula intorno a sé, quando va bene, capitali privati oppure finanziamento di credito della banca, ma non è mai riuscita a mettere a sistema questo. È altrettanto vero che esiste un paradigma. Peter Drucker, che è il capo del management, quello che ha inventato il management moderno, diceva sempre che la pianificazione è il bacio della morte dell'imprenditoria. Non puoi mettere a sistema la piccola impresa, non lo puoi fare, non ci ostiniamo a pianificare quello che non può essere pianificato. Altrettanto vero che far niente, insomma, non è che questa è la soluzione. Una via di mezzo occorre fare, quindi delle buone idee buttate nello sciacquone e tirare l'acqua non è. Occorre prendere delle decisioni, e questo lo può fare solo la politica ovviamente. Se si parte da questo documento che di cose buone ne ha, come ne avevano anche documenti precedenti, ma prendere il buono che di volta in volta ci è stato messo davanti e cominciare. Cominciare dal fatto che le banche avranno talmente le mani piene. Una cosa che volevo dirti: le banche negli ultimi 2 mesi stanno lavorando unicamente a far moratorie sui prestiti, quindi se tu vai in una filiale vedi la fila davanti e sai che i dipendenti sono dentro a caricare pratiche di finanziamento legate ovviamente alle iniziative di liquidità alle imprese e anche a sospendere le rate dei mutui per le famiglie, dei mutui per le imprese. Quindi grande lavoro sul fermare il pagamento delle rate. Vediamo poi quando ripartirà la giostra, perché affermare un paese, dicono tutti, è abbastanza relativamente facile. Fermare un paese, abbiamo visto che è relativamente facile. Farlo ripartire è estremamente complicato, Non è che dai il via Non è un tutto interruttore, parte. no. Allora bisogna ripartire. Se dobbiamo ripartire, ripartiamo da delle idee buone, che prendiamo queste o quelle di anni fa, non conta, è importante ripartire. Una cosa di cui non è mai tenuto conto è che abbiamo questo vizio di voler pianificare l'impianificabile, cioè le tipicità nostre non possono essere, proprio per la loro stessa natura, inquadrati in pianificazioni troppo strette. Dobbiamo creare delle aree in cui si agevola l'impresa. Le banche si stanno muovendo. Prima di febbraio, quando ancora navigavamo non in emergenza, gli stanziamenti, le liquidità messe a disposizione delle banche principali per le aziende innovative, implementate adesso nei decreti ultimi per quanto riguarda la conversione digitale, la conversione ecologica. Queste sono tutte iniziative che vanno coltivate, vanno implementate. Occorre capire però che la liquidità e i finanziamenti alle imprese e alle famiglie non possono e non devono passare unicamente per il canale del credito, che è un canale oggi che rappresenta un collo di bottiglia formidabile. E quindi per dove dovrebbero passare? Negli altri paesi è lo Stato che trasferisce l'assegno, non è la banca che paga, è lo Stato come agenzia governativa che ti dà i 1.000 euro, gli $800, i 5.000 euro in Svizzera, che finanzia l'impresa direttamente. Vanno create o rivitalizzate aziende statali, in questo caso, che intervengono direttamente nel capitale delle aziende che vuoi aiutare o delle famiglie che vuoi aiutare. L'intervento delle banche, che però in alcuni casi è auspicato per anticipare per esempio la cassa integrazione. Alcune si sono mosse bene, alcune hanno letto bene il decreto, intuendo il fatto che le garanzie del fondo di garanzia o del Mediocredito centrale potevano essere in un certo senso. Banca ha fatto questo ragionamento: non attendo l'ok del Mediocredito centrale, ci vuole un mese, pago, do i soldi e intanto anticipo io i soldi, poi mi arriverà la scrittura del Mediocredito, che mi arriveranno successivamente le garanzie. Alcune banche hanno accorciato i tempi erogando in tempi dignitosi, altre invece sono per i 25.000 euro. Sento
che si parli di un mese quasi. Infatti sì, c'è un periodo di Un mese questo tipo. Nel resto del mondo come sta andando? Quindi quali segnali prospettici possiamo avere? Beh, insomma, Brevemente. il recupero della potenzialità, il recupero della potenzialità produttiva della Cina al 90%, cioè questo lo vedono dai consumi elettrici sostanzialmente, forse anche spero di no, dai livelli di inquinamento che ritornano a pre-Covid. Quindi si vede che quel mercato, quel mondo è ripartito, ma è il discorso che si faceva prima. L'economia europea, anche quella americana, sono economie fatte da imprenditori, dove la pianificazione non ha lo stesso effetto di un'economia di regime dove l'interruttore può essere acceso e spento, cosa che da noi non può essere. Stefano Zara, grazie mille dell'intervento, dell'approfondimento, speriamo di avere anche delle altre novità a breve, quindi vi teniamo come sempre aggiornati e Stefano Zara ci tiene aggiornati comunque costantemente, buon lavoro perché ha ripreso pieno ritmo e a voi cari telespettatori invece vi lascio, questa è terminata la nostra serata di interviste, noi comunque ci rivediamo domani, buona serata.